I risparmiatori sono piuttosto incavolati e vogliono la pubblicazione del decreto subito della legge che sta e giace. Le vittime del crack delle popolari venete vivono una situazione di stallo paradossale. Il decreto che darebbe il via ai risarcimenti, approvato nella precedente legislatura, ora langue inspiegabilmente fermo sul tavolo del governo. Il governo deve soltanto prenderlo con un motociclista, mandarlo al poligrafo di Stato e pubblicarlo e diventa efficace, quindi è un atto c'è solo un motociclista che ci divide dal rimborso. Il decreto però rimane fermo, mentre molte vittime di questa vicenda ne avrebbero bisogno urgente. Abbiamo un caso per esempio di una pensionata che aveva tutta la liquidazione del marito investita in azioni e purtroppo adesso si ritrova a zero, addirittura con problemi proprio di quotidianità. Una quotidianità difficile anche per gli imprenditori. Noi avevamo questi soldi accantonati per il TFR che ci dava una certa garanzia. Loro azzerandomi mi impediscono, oltre a crearmi un debito con i miei dipendenti, mi impediscono qualsiasi investimento. Se il funzionamento del fondo di ristoro finanziario può essere migliorato, ciò non toglie, secondo le associazioni di risparmiatori e azionisti, che il testo attuale sia già soddisfacente. Gli manca solo una cosa. Che la politica, come sempre, faccia le cose che devono essere fatte, perché di chiacchiere ne hanno fatte tante, poi alla fine vediamo che ci sono sempre dei punti, non si sa, non si vede, non si nasconde, non presentano i documenti o li tengono nascosti, eccetera, eccetera.